l'argomento di oggi è interessantissimo per tutti i nostri studenti di lingue e letterature e di traduzione, mediazione, diciamo culturale e traduzione, ma soprattutto appunto per coloro che studiano traduzione, perché parleremo con le nostre colleghe di traduzione automatica, che è un argomento di grandissima attualità. Tra l'altro, insomma, i nostri studenti della magistrale in traduzione e mediazione culturale lavorano quotidianamente, come sa molto bene Fabio Regattin, che è in ascolto e partecipa con noi oggi all'incontro. Utilizzano appunto quotidianamente la tecnologia, no? Con i CAT tools e via discorrendo, insomma, quindi è un loro strumento di attività veramente insomma consueto, no? Consueto, e quindi è un argomento veramente di grandissimo interesse. E io lascio la parola a Sara, quindi davvero sono molto contenta che siate con noi oggi, benvenute, e buon lavoro. Io resto in ascolto e lascio la parola per la presentazione ufficiale, diciamo, dei vostri curricula a Sara Vecchiato. Grazie, ringrazio Sara per l'idea e per l'invito per questo pomeriggio. Grazie. Grazie mille. Grazie. Spero che non ci siano, Ecco, Sara. spero che non ci sia un'eco eccessiva. Allora, anch'io accolgo con davvero un grande piacere le colleghe Ilaria Cennamo e Marita Mattioda. Sono entrambe docenti di lingua e traduzione francese all'Università di Torino, dove si sono specializzate in vari argomenti e in particolare di formazione in ambito traduttivo. Attualmente partecipano a un progetto europeo, Artificial Intelligence for European Integration, quindi sviluppano da vicino gli studi sull'impatto dell'intelligenza artificiale e le sue applicazioni nella formazione dei traduttori. E poi sono ovviamente autrici di vari saggi in ambito di francesistica. Io cedo senz'altro a loro la parola e vorrei magari lanciare uno sguardo verso il pubblico. Siamo in modalità blended e quindi farebbe piacere vedere il pubblico più tardi. Quindi cedo la parola alle colleghe. Buon lavoro. Chiudo il microfono per non creare effetti di eco. Grazie, allora prendo la parola mentre la collega Ilaria Cennamo sta condividendo lo schermo, quindi sarà lei a gestire il PowerPoint. A me tocca il compito un po' arduo, come dire, di rompere il ghiaccio. Quindi innanzitutto buongiorno a tutti i presenti, buongiorno a tutti coloro che sono a distanza, un grazie grande alle organizzatrici di questo incontro per averci invitate a partecipare e per aver accettato innanzitutto questa proposta di conferenza a due voci e per aver accettato insomma la tematica che abbiamo proposto, sperando di aver accolto calorosamente la tematica che abbiamo proposto, come abbiamo sentito, sperando che possa essere di vostro interesse e gradimento. Io aprirei con una constatazione che sicuramente, forse ecco, parto con un discorso un po', che sicuramente avete già fatto in molti nella vita quotidiana, soprattutto come abbiamo sentito gli studenti che sono iscritti nei percorsi di traduzione e che sono già anche arrivati al percorso magistrale. Quindi una considerazione generale su quanto avviene nella nostra vita quotidiana, nel quotidiano, e su quanto avviene negli ambienti scolastici di ogni ordine e grado. Da
qualche tempo a questa parte nelle nostre classi, io parlo in questo senso un po' come docente, ma gli studenti hanno naturalmente notato esattamente la stessa cosa, anche se queste classi sono un po' virtuali e stanno pian piano ritornando in presenza, ecco, sentiamo aleggiare un terzo incomodo, una sorta di convitato di pietra, tra l'altro appunto è l'anno dei festeggiamenti di Molière. C'è un po' una mano invisibile che assiste gli studenti nelle loro attività giornaliere, nei loro compiti, soprattutto nei loro compiti linguistici, e tantissime volte ormai sentiamo ripetere un attimo, cerco su Google Traduttore questi compiti, questi task li posso fare con Google Traduttore. Cito Google Traduttore per citarne uno fra tanti. Allora, questa circolazione quasi spontanea, questa è un po' di folk linguistics se vogliamo, denota quanto le tecnologie della traduzione ormai fanno parte del nostro quotidiano. Queste tecnologie si sono sviluppate grazie appunto ovviamente alla diffusione di internet, all'uso di internet, allo sviluppo della comunicazione globale. Negli ultimi anni la diffusione massiccia di strumenti digitali per la traduzione quindi ha messo in evidenza usi e pratiche sociali che ci portano a fare un'altra constatazione. Allora, se questi strumenti vengono usati da un sempre maggior numero di persone, significa che in qualche modo funzionano o perlomeno che sono accettabili per determinate esigenze d'uso. Ebbene, i traduttori automatici hanno cominciato a funzionare sempre meglio e oggi il nostro approccio è sicuramente ai traduttori automatici è sicuramente cambiato rispetto a qualche anno fa, rispetto appunto a quando, insomma, tra le nostre letture c'era anche quel volume importante di Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa, che nel primo capitolo citava i sinonimi di Alta Vista. Alta Vista in particolare citava appunto il funzionamento del e che gli permetteva in qualche modo di sviluppare ovviamente tutto un ragionamento sulla traduzione, ma in particolare di segnalare quanto fossero grossolani gli errori dei traduttori automatici. Ora, tanto grossolani questi errori non lo sono più, quindi che cosa è successo, in che modo la situazione è cambiata e diciamo come e quando e perché? Allora, non possiamo individuare un punto preciso nel tempo in cui c'è stata questa trasformazione generale, ma se vogliamo rilevare o trovare una linea spartiacque, io la rileverei proprio a partire da considerazioni di tipo linguistico, oltre che naturalmente a partire da considerazioni di tipo tecnologico soggiacenti, perché la lingua in qualche modo va anche di pari passo con lo sviluppo tecnologico, o più o meno, in questo caso. A livello europeo osserviamo che nel 2017 circa, diciamo che nel 2017 si è realizzato quello che gli analisti del discorso definiscono un moment discursif, cioè un momento in cui c'è una certa proliferazione di documenti in cui appare il sintagma intelligenza artificiale. Come vedete, non traduzione automatica, ma intelligenza artificiale. Allora, non che l'intelligenza artificiale non esistesse prima, poiché era presente, diciamo che gli studi sul trattamento automatico del linguaggio e diciamo nell'ambito dell'intelligenza artificiale risalgono al secondo dopoguerra circa, ma diciamo che quello che era
ad un ambito scientifico, ad un ambito della ricerca scientifica, è slittato ed ha cominciato a designare la capacità di un programma informatico di effettuare dei compiti fino allora specifici dell'essere umano. Ecco qui l'intelligenza artificiale, quindi dei compiti che richiedevano in qualche modo, che richiedono apprendimento, che richiedono una certa organizzazione mentale, mnemonica, un certo tipo di ragionamento, e che generalmente erano compiti svolti appunto dall'uomo, dall'essere umano. Quindi l'intelligenza artificiale ha iniziato a indicare quei dispositivi che si basano su neuroni artificiali, come ad esempio robot, algoritmi intelligenti, sistemi androidi, altre forme di intelligenza artificiale, laddove, come vedete, intelligenza artificiale si manifesta attraverso, almeno nel discorso, soprattutto attraverso metafore biologiche, poiché non esiste al momento, come osserva Luciano Floridi, un lessico, non esiste ancora un lessico per parlarne, ecco, o perlomeno è un lessico che si sta costruendo. Quindi tradurre, che è un'attività profondamente umana, articolata, complessa, proprio perché mette in relazione individui, lingue, culture, rappresentazioni del mondo, ebbene, tradurre diventa una sorta di modello automatizzato, ecco, ed è, capite che per noi umanisti, insomma, si è trattato in qualche modo di un cambiamento epocale. Allora, sullo schermo vedrete una definizione di intelligenza artificiale, una definizione tratta da un documento, da un report dell'associazione, da un report di un network delle principali organizzazioni che forniscono servizi linguistici. E qui, come vedete, si precisa che l'intelligenza artificiale è designa tutte quelle tecnologie che hanno un comportamento intelligente e che sono in grado di agire in modo appropriato, di funzionare in modo appropriato con un certo grado di autonomia. E si prevede una nuova modalità di traduzione automatica. Quindi questo, come vedete, significa che l'IA non è soltanto il famoso robottino della saga di Star Wars, C3PO per intenderci, che è capace di tradurre in tutte le lingue possibili e immaginabili, in un numero infinito di lingue, ma che l'intelligenza artificiale è veramente presente in moltissime tecnologie di uso quotidiano. Tra queste tecnologie, ecco, ci sono le tecnologie per la traduzione. Quindi c'è un cambiamento di paradigma, anche qui uno slittamento, poiché dalla traduzione automatica, la machine translation, ora si parla di neural machine translation e di conseguenza di tecniche di apprendimento profondo o deep learning. E queste tecnologie sono talmente sviluppate, sono diventate insomma così efficaci da rendere quasi difficile, come potete leggere, da rendere quasi difficile il fatto di poter trovare degli errori e imprecisioni. Quindi c'è un cambiamento. Nella realtà dei fatti, appunto, i sistemi sono significativamente migliorati negli ultimi anni, sono usati quotidianamente da milioni di utenti in tutto il mondo e si è cercato in qualche modo di categorizzarli, varie sono le categorie, i tipi di categorizzazione proposta. Qui per esempio vi proponiamo una categorizzazione in base all'uso che è di Hutchins e ripreso da Monti, in cui vedete che che queste tecnologie possono essere utilizzate per uso domestico, per informatica che possiamo utilizzare per scopi comuni quotidiani,
c'è un uso, viene individuato un uso professionale, cioè sono tutti quei sistemi che sono progettati per l'uso da parte di traduzioni professionisti, un uso, e qui c'è una distinzione tra uso professionale e uso aziendale, perché nell'uso aziendale sono dei sistemi di tipo piuttosto di tipo client server, cioè progettati per intranet aziendali a supporto di un team di traduttori professionali. Insomma, ci sono i sistemi che servono per la traduzione di pagine web, per la traduzione online di pagine web, sistemi che funzionano su dispositivi mobili, per intenderci naturalmente sono le applicazioni che abbiamo sui nostri telefoni cellulari, e sistemi che sono invece utilizzati per tradurre, per uso vocale, quindi per tradurre direttamente la voce, il parlato, quindi diciamo in generale i traduttori vocali, e questo è un ambito che si sta notevolmente su cui ci sono un po' gli occhi puntati, perché è un ambito che si sta sviluppando e che insomma nell'ambito della ricerca si sta sviluppando notevolmente. Allora è evidente che oggi come oggi non ci sia più una vera e propria distinzione tra tutte queste categorie, ma che tutti questi sistemi tendano sempre di più a sovrapporsi e a integrarsi in quelli che vengono chiamati appunto gli ambienti di traduzione. Quindi tutti gli studenti che usano per esempio CAT-Tools si renderanno conto che pian piano c'è un'integrazione degli strumenti, dei sistemi di traduzione automatica. Potete per esempio fare voi stessi, insomma, questa verifica proprio di una distinzione di usi, di una categorizzazione, andando per esempio sulla pagina, nella home page di Sistran. Sistran è una delle prime aziende ad essersi occupata di traduzione automatica, è stata sviluppata da IBM nel 68, nel 1900, poi ha fornito per un certo periodo, diciamo, servizi al Dipartimento della Difesa americano, alla Commissione europea, ha supportato i servizi di traduzione di Google fino al 2007 e attualmente è un'azienda che ha sede in Francia ed è tra le più importanti, insomma, tra le principali aziende di tecnologie linguistiche. Ebbene, Sistran propone nel suo sito sia il traduttore grande pubblico, quindi Sistran Translate, sia una versione ottimizzata per i professionisti della traduzione e per le aziende, quindi fornisce modelli specializzati in vari ambiti, possibilità di personalizzare ulteriormente, diciamo, il sistema, e quindi questo vi fa capire che si va, ecco, Sistran Translate Pro, si va sempre più anche verso servizi on demand, potremmo dire. E c'è tutta un'implementazione, per esempio, per Sistran, di determinati ambiti, cioè c'è il sistema, il traduttore automatico, che viene allenato in determinati ambiti molto specialistici, come possono essere per esempio l'ambito medico o quello giuridico o ancora, insomma, quello del business e della finanza. Forse possiamo andare avanti, quindi sono sistemi, ecco, che sono sempre più, sono in evoluzione, sono in espansione, e questa è una proposta di categorizzazione. Ci sono naturalmente altri approcci e lascio a questo punto la parola a Ilaria, che illustrerà nelle prossime slide altri tipi di approcci di categorie possibili. Grazie mille Marita e grazie ancora per questo invito. Allora, come abbiamo visto, se grazie all'apporto dell'intelligenza artificiale la traduzione automatica oggi viene concepita come un sistema intelligente, neurale, in grado di fornire prestazioni
sempre più performanti. Bisogna tuttavia sottolineare che la traduzione automatica oggi si fonda su una storia di studi e implementazioni che risale agli anni 30 del secolo scorso, come illustrato da Hutchins e Somers nella loro celebre pubblicazione in Introduction to Machine Translation del 92. Quindi oggi la traduzione automatica neurale va concepita come l'evoluzione di sistemi di traduzione automatica precedenti. In particolare, Hutchinson e Somers spiegano che i primi sistemi di traduzione automatica, noti come appartenenti alla prima generazione di sistemi, sono caratterizzati da un approccio linguistico diretto. Secondo questo approccio, il cuore dell'operazione traduttiva è costituito da 3 fasi essenziali. Una prima analisi morfologica del testo di partenza, nello specifico di ogni sua parola, o per meglio dire di ogni suo lemma, seguita dall'individuazione automatica di corrispondenze bilingue che vengono stabilite dal dizionario bilingue interno al sistema di traduzione automatica. E infine l'individuazione di corrispondenze permette di produrre, di generare l'output, quindi la traduzione del testo in lingua di arrivo. A partire dagli anni 60 vengono sviluppati poi anche gli approcci definiti indiretti, che invece di limitarsi a corrispondenze bilingui basate su appunto un dizionario interno, includono una fase intermedia, una fase che viene definita come di rappresentazione intermedia astratta del dato linguistico, dapprima nella lingua di partenza e poi successivamente correlata alla rappresentazione intermedia del dato linguistico in lingua di arrivo. Questo passaggio viene operato grazie all'applicazione di regole di traduzione. La rappresentazione questa rappresentazione intermedia viene inizialmente prende inizialmente la forma di quella che viene chiamata l'interlingua, come rappresentazione morfologica, sintattica e semantica astratta che permette di correlare la lingua di partenza e la lingua di arrivo. Ma viene poi anche introdotto una seconda modalità di approccio di traduzione automatica indiretta, quello che vede l'introduzione del modulo di transfer. Il transfer dalla lingua di partenza alla lingua di arrivo, che viene sempre basato su regole di traduzione. Si parla infatti della rule-based machine translation inizialmente. Queste regole di traduzione sono essenzialmente morfosintattiche, quindi riguardano la singola parola, ma permettono proprio di riorganizzare il testo e ricostruendo le frasi per appunto riprodurre in lingua di arrivo. Si tratta quindi di regole elaborate ad hoc per la coppia di lingue in traduzione. Essenzialmente le fasi restano la fase di analisi del testo di partenza, nota come parsing, seguita poi dal transfer, che quindi occupa la fase centrale del processo traduttivo rule-based, e infine che viene seguito dalla generazione dell'output in lingua di arrivo. Si tratta di un'operazione molto complessa e dispendiosa sia in termini di tempo che di risorse, in quanto appunto il numero di regole implementabili risulta difficile che sia esaustivo al punto da coprire tutte le possibili trasposizioni dalla lingua di partenza alla lingua di arrivo. E queste prime constatazioni porteranno quindi poi ad esplorare metodi di più veloce implementazione
e che porteranno a partire dagli anni '80 a una situazione di coesistenza tra diversi approcci di traduzione automatica, ovvero la traduzione automatica basata su regole e la traduzione automatica basata su statistiche, la Statistical Machine Translation. Questi due modelli convergeranno successivamente in una serie di modelli ibridi che sono stati esplorati dalle principali società produttrici di sistemi di traduzione automatica, tra cui appunto uno dei più noti sistemi ibridi all'epoca era appunto Sistran, come già sistema già menzionato da Marita. La traduzione automatica statistica, quindi invece di basarsi su regole grammaticali che dirigono il passaggio dal testo di partenza al testo di arrivo, sfrutta algoritmi statistici predittivi che sono applicati a corpora paralleli. Un corpus parallelo è una raccolta di testi che vengono segmentati, quindi suddivisi in unità. Ogni segmento più o meno corrisponde a una frase di lunghezza variabile, a seconda appunto dei criteri di segmentazione. E dopo essere stati segmentati, questi testi vengono allineati al fine di creare delle corrispondenze con i loro segmenti equivalenti individuati all'interno delle traduzioni già esistenti per quei testi. Essenzialmente la traduzione automatica statistica è quindi il risultato di un calcolo probabilistico. Per tradurre frasi sconosciute, quindi frasi nuove, l'algoritmo di traduzione automatica statistica deve individuare nel corpus su cui si basa, nel corpus parallelo su cui si basa, le più probabili soluzioni traduttive e necessita per questo motivo di corpora di grandi dimensioni per imparare a tradurre in modo efficace o perlomeno accettabile. La traduzione automatica neurale, ponendosi quindi in un'ottica evolutiva rispetto ai precedenti approcci, può essere intesa come un'evoluzione in particolare della traduzione automatica statistica, in quanto continua a fondarsi su corpora e sull'applicazione di algoritmi, ma la differenza la fa appunto la qualità di questi algoritmi, in quanto si tratta di algoritmi di apprendimento, algoritmi nati dal machine learning. Più precisamente, la traduzione automatica neurale sfrutta un ambito specifico del machine learning che è il deep learning. Grazie a criteri, a pattern statistici e distribuzionali che si basano su una logica computazionale propria al sistema, il traduttore automatico neurale riesce a calcolare sulla base di una logica, di un ragionamento inferenziale e che si fonda su un'architettura di reti neurali, riesce appunto a calcolare la corrispondente rappresentazione neurale delle conoscenze linguistiche di partenza. Tornerò appunto su questo specifico funzionamento. In queste immagini, nelle immagini che seguono, possiamo vedere più da vicino appunto l'evoluzione dei diversi modelli di traduzione automatica, dalla traduzione basata su regole, che appunto, come potete vedere, è focalizzata sul singolo lemma, sulla parola, e viene tradotta
nella seconda lingua seguendo una direzione, left to right, essenzialmente per passare dalla lingua di partenza alla lingua di arrivo. Ogni parola viene quindi, ogni lemma viene quindi analizzato, dapprima analizzato e poi viene associato al proprio equivalente. Questo è un esempio di regola molto molto semplice, basilare, che riguarda solo un elemento lessicale e che è stata illustrata da Miquel Forcada dell'Università di Alicante in riferimento al funzionamento del sistema di traduzione automatica basato su regole noto con il nome di Apertium, che è stato pensato appunto come traduttore automatico per coppie di lingue morfologicamente, morfosintatticamente simili, vicine. La traduzione statistica, diversamente dalla traduzione basata su regole, è incentrata sull'estrazione di unità traduttive sotto forma di segmenti. Questa estrazione si applica a un corpus parallelo in cui i testi appunto in lingua di partenza e lingua di arrivo sono stati allineati, e su questo corpus si applicano algoritmi predittivi che permettono di individuare appunto il più probabile segmento, la più probabile corrispondenza o match tra il segmento di partenza e il segmento di arrivo. La traduzione automatica neurale ha quindi la particolarità di applicare una logica computazionale, come abbiamo visto prima. In particolare ha la particolarità di interpretare la singola parola del testo di partenza correlandola al suo cotesto, ovvero alle parti testuali che precedono e che seguono immediatamente questa la parola. Quindi si può dire che la traduzione automatica neurale procede parola per parola, ma la parola di fatto è l'elemento di partenza, in quanto viene a mano analizzata e interpretata in funzione della sua posizione e dei suoi legami con le altre unità testuali. Questa appunto evoluzione, diciamo, di modelli ci permette di capire come nel corso della sua storia la prestazione della traduzione automatica sia migliorata, perché di fatto è evoluta la concezione stessa del processo traduttivo automatico. Il processo traduttivo inizialmente era quindi all'interno dei sistemi basati su regole concepito come la riproduzione di una concezione puramente linguistica, o meglio interlinguistica, incentrata sulla parola, e ad oggi con la traduzione automatica neurale il processo traduttivo viene implementato ai fini della sua automatizzazione come un ragionamento inferenziale che consiste appunto in un reale processo di apprendimento artificiale dove la parola viene interpretata e restituita in lingua d'arrivo tenendo conto della sua distribuzione all'interno del testo. Prima abbiamo detto che la traduzione automatica appunto va concepita come in un'ottica di evoluzione rispetto ai sistemi precedenti, ma in particolare abbiamo fatto riferimento all'evoluzione rispetto alla traduzione automatica statistica, ma possiamo anche affermare che si tratti al contempo di un'evoluzione anche della nozione stessa di rappresentazione intermedia che già era stata prevista fin dai primissimi sistemi basati su regole.
La traduzione automatica neurale infatti opera un transfer molto più sofisticato ovviamente, che ha la particolarità, diversamente dai sistemi precedenti, di essere evolutivo, di essere come un apprendente che sfrutta delle rappresentazioni di conoscenze di dati linguistici particolari. Si tratta appunto delle reti neurali. Una rete neurale è appunto una rappresentazione artificiale della conoscenza che è composta da nodi. Si ispira ovviamente al funzionamento dei neuroni biologici, in cui ogni nodo è un concetto. È fondamentale per la traduzione automatica neurale la primissima fase, quella di training del sistema, dove appunto il traduttore automatico viene addestrato. Durante il training il traduttore automatico impara a individuare appunto le rappresentazioni distribuite. Si tratta appunto della rappresentazione di ogni parola all'interno della sua frase. In particolare il sistema di traduzione automatica neurale individua le rappresentazioni distribuite rilevanti statisticamente e crea quindi delle associazioni tra il testo di partenza e la sua destinazione appunto in lingua di arrivo. Come fa? Come traduce il traduttore automatico neurale? Si basa su due fasi essenziali, la fase di encoding e di decoding, che un po' ricordano, se vogliamo, le prime fasi di analisi e generazione, anche se appunto si tratta di un passaggio che ad oggi è molto più sofisticato. L'encoder, quindi nella prima fase, l'encoder crea una rappresentazione per ogni parola. Questa rappresentazione di fatto diventa un vettore, quindi diciamo più semplicemente un valore matematico, che pesa la parola all'interno del suo cotesto. Per appunto procedere con questa operazione, l'encoder deve scomporre ogni frase del testo iniziale. Il decoder, per assicurare il transfer in lingua di arrivo, assegna un valore ad ognuna di queste rappresentazioni distribuite e quindi ricrea la loro distribuzione nella lingua di arrivo, proprio per riprodurre l'output tenendo conto delle specificità distribuzionali della lingua di arrivo. La Commissione europea ha vissuto in primis, in prima persona, diciamo, il passaggio dalla traduzione automatica statistica alla traduzione automatica neurale. Quando a partire dal sistema di traduzione automatica Machine Translation at the European Commission, MT@EC, si è passati progressivamente all'architettura di traduzione automatica neurale, l'attuale e-translation. Andreas Eisel della Commissione europea mostra in questa tabella un primo confronto del 2018 tra i punti forti e i punti deboli della traduzione automatica statistica rispetto all'implementazione neurale che appunto stavano studiando, avevano appena messo in atto. Eisel ha evidenziato che in particolare se la traduzione statistica riutilizza traduzioni precedenti, quindi traduzioni preesistenti, la traduzione automatica neurale di fatto è capace di ricostruire
il testo il testo in lingua di arrivo, basandosi appunto sulle attivazioni neurali. Se la traduzione statistica necessita di una base di partenza lessicale molto importante, molto significativa, il vocabolario necessario alla traduzione automatica neurale invece è più limitato, può essere più ridotto. In quanto appunto grazie alla sua analisi distribuzionale la traduzione automatica neurale riesce a gestire il singolo lessema a livello della frase e quindi riesce a gestire direttamente il lessico in rapporto alla sua sintassi. È inoltre in grado appunto di generalizzare, grazie alla sua logica, al suo ragionamento inferenziale, ma il suo processo traduttivo automatico è molto più difficile da controllare rispetto al procedimento statistico precedente. Sempre grazie alle peculiarità del suo funzionamento, la traduzione automatica neurale riesce a assicurare una migliore scorrevolezza del testo in lingua di arrivo, ma sono più numerosi rispetto alla traduzione automatica statistica errori come omissioni, distorsioni, che sono difficili da individuare proprio grazie a questa buona scorrevolezza. Se il suo comportamento, il suo funzionamento olistico e non più modulare come i precedenti sistemi è difficile da riorientare, diciamo, il suo addestramento e il suo diciamo il suo adeguamento a nuovi testi, nuove caratteristiche, possiamo dire stilistiche redazionali, risulta di più facile implementazione. In quanto si tratta di un'architettura che si presta all'adattamento e al riadattamento a fasi di adattamento successive. Ecco, restituisco ora la parola a Marita per appunto vedere come la professione, quali nozioni, quali concetti vengono introdotti negli standard della professione ad oggi nel contesto della traduzione automatica neurale. Eccomi, grazie Ilaria. Io quindi riprendo, non so se mi sentite o c'è eco, va bene? Ok. Ti sentiamo. Perfetto. Quindi riprendo grazie, da questa slide e l'interrogativo, come vedete, è quello di che cosa significa tradurre oggi alla luce di tutti questi cambiamenti, di queste evoluzioni e soprattutto alla luce di questa esigenza di qualità della traduzione. Che cosa significa saper tradurre oggi? Allora, per tentare appunto di rispondere a questa domanda, abbiamo pensato di andare a vedere quali sono state le indicazioni date dagli standard internazionali e quindi siamo andate a vedere quali norme sono state elaborate dall'ISO, che come ben sapete è l'Organizzazione Internazionale per la Normazione, che si occupa di elaborare le norme comuni per definire le caratteristiche qualitative e condivise a livello internazionale, per agevolare per esempio gli scambi internazionali di beni e servizi, per la cooperazione in campo economico, culturale, scientifico e tecnologico, eccetera. Ebbene, l'ISO ha elaborato ben 2 norme che ci danno delle informazioni molto interessanti per quanto riguarda appunto gli standard della professione. Una prima norma è del 2015,
stata rivista anche nel 2020. E quindi è assolutamente di attualità. Nella norma ISO 2015 sono state definite, è stata creata, la norma ISO del 2015 è stata creata per definire i requisiti di qualità per le organizzazioni e per i professionisti che erogano servizi di traduzione. Questa norma quindi mira in qualche modo a fornire è successo qualcosa? No, ok. Ok, a fornire appunto le esigenze relative ai processi di base, alle risorse, agli aspetti che sono utili per una prestazione di traduzione di qualità. E quindi l'applicazione di questa norma permette ai fornitori di servizi linguistici di dimostrare che i loro prodotti, nel senso di prodotto del processo traduttivo, sono conformi sono conformi appunto a livello alle norme internazionali. Che cosa ci dice questa norma? Questa norma ci dice che inserisce intanto, accenna intanto alla traduzione automatica. Ma soprattutto cerca di delineare quali sono le fasi per un processo di traduzione accurato, quindi per l'accuratezza del processo di traduzione. Perché questo processo di traduzione sia accurato, l'ISO definisce delle fasi ben distinte che devono essere rispettate. Quindi c'è la traduzione con il controllo da parte del traduttore, la revisione eseguita da un secondo linguista, da un linguista qualificato, ma diverso dal traduttore, la revisione specialistica, che è una fase facoltativa, ma che è importante appunto per valutare la traduzione alla luce di obiettivi concordati con i clienti, la correzione delle bozze e il controllo finale. Quindi vedete che per assicurare un processo qualitativamente valido, un processo di traduzione qualitativamente valido, sono necessarie varie fasi, non soltanto, sono necessarie anche varie figure professionali, proprio perché appunto il traduttore e il revisore insomma non coincidono. E di qui appunto le varie figure professionali che intervengono nel processo di traduzione. Da notare che in questa norma si accenna anche alla post-edizione, che però è l'oggetto di una norma specifica che è stata elaborata nel 2017 dal Comitato Tecnico ISO TC37, quindi quello il comitato che si occupa di terminologia e altre risorse linguistiche, e Monsieur Archibald, che è qui collegato, verificherà che quanto detto sia corretto, perché tra l'altro fa parte dell'ISO. E quindi approfitto per ringraziarlo insomma della sua presenza qui oggi. Allora, in questa norma l'ISO appunto ha pensato di definire ulteriormente il ruolo del post-editor, quindi il ruolo della post-edizione, proprio perché l'utilizzo ormai sempre più diffuso della traduzione automatica naturalmente produce dei documenti che devono essere editati e devono essere corretti, quindi la post-edizione si identifica ovviamente con la correzione di un documento che è il risultato di una traduzione automatica. Quindi lo scopo di questa norma è quella di rispondere alle esigenze di un'industria della traduzione e della localizzazione che è sempre più esigente e che si deve sempre di più confrontare con i sistemi di traduzione automatica. Naturalmente l'uso della traduzione automatica ha
apporta dei vantaggi, ci sono sicuramente dei vantaggi. L'uso di sistemi intelligenti permette di tradurre progetti che necessitano di una rapida consegna, per esempio con un budget ridotto. I clienti quindi possono far tradurre documenti che altrimenti magari non verrebbero tradotti, riducendo i costi, accelerando i tempi. Tuttavia, come vedete dallo schermo, la norma riconosce che non ci sono sistemi di traduzione automatica che forniscono o che garantiscono un risultato pari a quello della traduzione umana, e questo mi pare insomma una considerazione estremamente interessante, proprio perché ci mostra appunto come in realtà il biotraduttore, il traduttore umano e il traduttore automatico debbano interagire, ma l'uno, cioè il traduttore automatico, non sostituisce certamente l'altro, proprio perché numerosi poi sono i problemi che possono emergere dalla semplice traduzione automatica, che viene definita generalmente una traduzione grezza, una traduzione quindi che necessita di un intervento specifico. Quindi ragazzi, state tranquilli, perché sicuramente insomma, il mestiere del traduttore non è ancora stato sostituito dalle macchine, in questo momento almeno è così, e quindi c'è un certo ottimismo per il futuro. Ecco. Un altro elemento che mi sembra interessante in questa norma è il fatto che vengano identificati due tipi di post edizione, cioè una full post edit, ovvero una verifica della traduzione automatica totale, affinché il testo sia qualitativamente simile alla traduzione del traduttore umano. E una light post editing, cioè un intervento più superficiale affinché il testo sia leggibile, sia scorrevole, affinché vengano apportati quei miglioramenti che sono necessari per la comprensione. Per esempio appunto errori di grammatica, errori eventualmente di punteggiatura, ma comunque una revisione assolutamente superficiale, che è finalizzata ovviamente semplicemente alla comprensione del documento, alla comprensione globale del testo. L'uso della tecnologia è sicuramente interessante, perché agevola in qualche modo il lavoro del traduttore, che non deve più partire da zero, che può usufruire di testi già pretradotti dalla macchina e a cui deve apportare i miglioramenti necessari. Quindi diciamo che in questa norma si intravede il profilo effettivamente del post editor. Una serie di dati, ecco, che mi sembra interessante, che ci sembra interessante fornirvi qui, sono quelle che sono le tendenze un po' del mercato nel mercato del lavoro, o meglio, le tendenze più significative nell'industria delle lingue. E qui cerchiamo di osservare, insomma, queste tendenze significative attraverso la lente appunto di una recente indagine, un'indagine europea, perché l'indagine ELIS, che è stata terminata all'inizio dell'anno, i cui risultati sono stati presentati a marzo del 2022, ed è appunto l'indagine European Language Industry Survey, in cui sono stati appunto intervistati sia professionisti, liberi professionisti, quindi traduttori freelance, sia agenzie e aziende di traduzione. E qui appunto possiamo, dai dati presentati, possiamo notare, ecco, che ci sono delle aspettative diverse tra
mondo, diciamo, il mondo aziendale e il mondo dei traduttori liberi professionisti. In effetti, se insomma riuscite anche a vedere un po' i dati, per esempio il 65% delle aziende che hanno partecipato all'indagine considera la traduzione automatica neurale come un'opportunità, una moda anche, perché ho visto trend, la parola, ma mentre per esempio i liberi professionisti la considerano un pericolo, considerano una sorta di minaccia, diciamo comunque un rischio, una fonte di rischio per quanto riguarda il loro lavoro. Quindi c'è effettivamente una prospettiva diversa, una percezione diversa rispetto a questi strumenti, all'uso anche di questi strumenti, allo sviluppo di questi strumenti da parte dei professionisti del settore che però svolgono il loro lavoro differentemente. Un altro aspetto che è interessante sottolineare sono gli strumenti a cui l'industria delle lingue ricorre con maggiore frequenza, e forse la slide successiva, eccola qui. Quindi da questa indagine emerge che gli strumenti specifici che vengono utilizzati dalle aziende sono i principali strumenti, quelli che sono presenti online, DeepL, Google Translate, Microsoft Translator, ritrovate Sistran, ma possiamo anche notare la presenza di strumenti che sono molto specifici, che stanno diventando sempre più specifici. Cioè da un lato gli strumenti CAT embedded, cioè la traduzione automatica integrata all'ambiente di traduzione, quindi al CAT tools, il funzionamento integrato tra il traduttore automatico e CAT tools. Penso per esempio a Trados, che ormai ha integrato anche il traduttore automatico, e quindi la possibilità per i traduttori di utilizzare sia le memorie di traduzione sia gli output del traduttore automatico, e di allenare questo stesso traduttore automatico all'interno dell'ambiente di traduzione su testi specifici. E l'altro elemento interessante è appunto sono tutti quei tools che vengono ideati in modo specifico per esigenze personalizzate del cliente, quindi sono i client provided, cioè il fatto per esempio di di offrire insomma degli strumenti professionali adeguati alle necessità per esempio di determinate aziende. Se l'azienda si occupa di traduzione su corpora specifici propri dell'azienda e comunque molto specialistici. Quindi c'è una direzione in cui sta andando, ecco, anche questa, si stanno evolvendo gli strumenti della traduzione automatica. Un primo passo, un grande passo è stato fatto con lo sviluppo della traduzione automatica neurale, e di qui ovviamente si procede per la messa a punto di strumenti sempre più performanti e sempre più anche specifici per le differenti esigenze di traduzione. Quindi tra i liberi professionisti, ecco, potete vedere dai grafici che diciamo che i liberi professionisti hanno ancora molta fiducia nei loro strumenti che chiamiamo più o meno tradizionali, quindi abbiamo le memorie di traduzione, abbiamo gli strumenti che permettono la gestione della terminologia, e vedete che insomma non è sul podio la machine translation, che invece è considerata utile o perlomeno è percepita come tale dal 30% circa, se non leggo male i dati dei rispondenti. Quindi c'è sicuramente, ecco, una varietà di aspetti, una varietà di percezioni, una varietà di strumenti che con modalità e
frequenze molto variabili e con differenze che riguardano l'industria delle lingue, quindi le aziende e i professionisti. Ecco, alla domanda quali strumenti si intendono implementare, i fornitori di servizi linguistici hanno risposto quasi insomma senza esitare, ecco, forse i cat tools, e poi naturalmente c'è anche cioè quali strumenti intendono implementare, quindi intendono quali sono gli strumenti che intendono utilizzare e di cui intendono dotarsi o perlomeno sviluppare. Vedete che continuano a esserci ampiamente i cat tools, ma c'è anche insomma un ruolo della machine translation, proprio perché si sono capite quelle che possono essere le potenzialità effettive di questi strumenti, e quindi in questo caso direi che con un quasi 60% qui sì che ci avviciniamo insomma agli strumenti che di cui si intende ecco, servirsi nel futuro. Adesso ci sono altri dati che riguardano l'università e che riguardano appunto la formazione universitaria, e lascio la parola a Ilaria. Grazie mille. Allora sì, l'indagine ha messo in evidenza anche quali siano le pratiche didattiche professionalizzanti più ricorrenti tra le università che si occupano della formazione in lingue e in traduzione e che hanno appunto partecipato all'indagine. Tra le attività professionalizzanti più citate troviamo la tradizione legata alla parola dell'esperto, quindi al fatto di invitare esperti del settore della traduzione. Ritroviamo anche l'attivazione di tirocini e stage e la creazione di laboratori professionalizzanti o come appunto laboratori didattici o workshop. Viene però segnalato che solo il 30% dichiara di svolgere attività di simulazione di quello che è il flusso di lavoro in un contesto professionale proprio all'industria delle lingue. Quindi ecco, si segnala comunque una prospettiva una prospettiva didattica appunto di interesse in vista di alla luce di queste ultime trasformazioni tecnologiche. Inoltre divergono le aspettative tra l'università e l'industria delle lingue. Stando alle risposte formulate dalle università rispetto alle aspettative che invece vengono dichiarate da parte dei rappresentanti dell'industria delle lingue in riferimento alle competenze dei neolaureati, esistono delle discrepanze, ed è particolarmente interessante notare come la competenza tecnologica applicata alla traduzione, quella che viene chiamata la translation technology all'interno di questa indagine, venga considerata ancora lacunosa, diciamo, ancora non soddisfacente da quasi il 70% dei rispondenti provenienti dall'industria delle lingue. La competenza tecnologica applicata appunto alla traduzione è tuttavia al centro delle riflessioni scientifiche e didattiche attuali appunto nel mondo dell'insegnamento delle lingue e della traduzione. Infatti si tratta di una competenza che si pone al centro del quadro di riferimento europeo European Masters in Translation,
Translation. Qui riproponiamo sia appunto la rappresentazione grafica che alcune citazioni della versione pubblicata nel 2017 che è valida per il periodo 2018-2024. Quindi si tratta di un quadro di riferimento che attualmente, diciamo, in vigore e che intende appunto porsi in un'ottica di accompagnamento delle attività formative di oggi e di domani. È stato elaborato appunto in seno alle istituzioni europee per garantire una formazione universitaria in traduzione che sia per garantire una formazione universitaria in traduzione professionalizzante e di qualità. Questo obiettivo idealmente viene raggiunto armonizzando gli obiettivi formativi e le competenze previste dalle lauree magistrali in traduzione membri della rete EMT. Il Competence Framework europeo riconosce l'importanza di prendere atto della rivoluzione tecnologica indotta in particolare dall'intelligenza artificiale, perché questo nuovo paradigma implica una nuova percezione sia dei processi comunicativi sia dei processi traduttivi e introduce nuove tendenze e nuove modalità. La formazione universitaria in particolare è tenuta quindi a intervenire sulla programmazione didattica perché questa si ponga in linea con le trasformazioni socio-professionali in corso. Saper tradurre oggi, secondo il quadro, significa essere in possesso di una pluralità di competenze. Gli ambiti di competenze che vengono compresi dal framework sono le competenze linguistiche e culturali, le competenze traduttive, le competenze tecnologiche, le competenze attitudinali, personali e interpersonali e le competenze propriamente professionali legate alla conoscenza e alle, del mercato dell'industria delle lingue e quindi del flusso di lavoro per la prestazione di servizi di traduzione. In particolare, per quanto riguarda le competenze propriamente traduttive, il quadro sottolinea come la competenza traduttiva oggi non debba essere intesa come una mera operazione interlinguistica, ma vada intesa al contrario come un insieme complesso di competenze strategiche, metodologiche e tematiche o settoriali. La traduzione viene quindi concepita dal quadro come un'operazione progettuale che parte dalla pianificazione, quindi dall'analisi dei contenuti da tradurre, dall'analisi delle esigenze specifiche esposte dal cliente, da una riflessione sulla finalità della traduzione, il suo supporto di diffusione e sui suoi, diciamo, destinatari in lingua d'arrivo. E include ovviamente anche un'operazione che riguarda ovviamente anche lo svolgimento concreto della traduzione, comprendendo infine la verifica finale, la verifica del prodotto risultante dalla traduzione. L'interazione con la macchina, quindi con software di traduttore di traduzione automatica, è considerata oggi come un elemento imprescindibile, una parte integrante del processo traduttivo. Per quanto riguarda le competenze tecnologiche, il quadro illustra come si tratti di un insieme di competenze, di conoscenze e di abilità legate al saper implementare le tecnologie per la traduzione in un modo ragionato e pertinente.
La pertinenza è un elemento che ritorna spesso all'interno del quadro in riferimento all'uso degli strumenti tecnologici. In quanto si attribuisce all'intervento umano e al ruolo umano nel processo traduttivo il ruolo di valutatore di ogni fase del processo, quindi il ruolo di comunque manager, di direttore e gestore della persona responsabile della gestione del proprio progetto di traduzione. Nelle prossime slide la professoressa Mattioda ed io vi presenteremo alcune osservazioni che sono emerse nel corso di una serie di lezioni sperimentali di lingua e traduzione francese che abbiamo condotto quest'anno. Queste lezioni sperimentali rientrano nelle attività che portiamo avanti come partecipanti al progetto europeo Artificial Intelligence for European Integration e in qualità di membri del gruppo di ricerca IATEL, Intelligenza Artificiale, Traduzione e Educazione Linguistica, fondato dal Dipartimento di Lingue dell'Università di Torino. Queste lezioni che abbiamo condotto sono state appunto caratterizzate dall'integrazione di traduttori automatici, Google Translate e DeepL, e dall'analisi delle loro prestazioni. Si tratta di attività didattiche che si pongono in linea con un nostro interesse scientifico comune che riguarda lo studio dell'impatto che i nuovi sistemi di traduzione automatica neurale hanno sullo sviluppo di competenze traduttive umane. La nostra riflessione è stata anche sviluppata in occasione del Translating Europe Workshop, il convegno che si è tenuto il 3 dicembre scorso e che abbiamo coorganizzato in collaborazione con la Commissione Europea e il Centro di Eccellenza Jean Monnet. E in questa occasione è stata evidenziata in particolare l'ormai necessaria evoluzione delle pratiche didattiche per l'insegnamento delle lingue e della traduzione ed è stato posto in particolare l'accento sull'importanza legata ad un'adozione consapevole di questi nuovi strumenti. In questa slide mi sono permessa poi di inserire anche la mia tesi di dottorato, discussa nel 2015 ma pubblicata in seguito nel 2018 presso le edizioni Aracne, in quanto rappresenta l'inizio della mia personale riflessione sulla traduzione automatica, in particolare come ausilio all'apprendimento della traduzione a livello di laurea magistrale. E durante i miei studi dottorali ho avuto in particolare modo di abbozzare una prima riflessione proprio sull'interazione tra il processo traduttivo automatico umano e il processo traduttivo, il processo traduttivo umano e il processo traduttivo automatico, che è una riflessione che appunto intendo portare avanti, che rientra ancora nei miei interessi scientifici. Appunto, tra le osservazioni, per quanto riguarda le osservazioni che sono emerse in aula, durante appunto le nostre lezioni sperimentali, abbiamo lavorato su diverse tipologie testuali. Questi primi esempi riguardano alcuni estratti dalla direttiva europea 2078 CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Quindi la parità di trattamento è appunto la tematica al centro di questa direttiva. Si tratta quindi di un testo legislativo, un atto giuridico vincolante proprio alla legislazione europea e di conseguenza può essere definito come un genere discorsivo giuridico istituzionale. Allora, vediamo qui all'interno di questa tabella
per cercare di non inserire troppo testo, ho inserito nella prima colonna il testo originale della versione francese ufficiale della direttiva, e a destra invece troviamo la traduzione automatica prodotta da DeepL a inizio aprile. Quindi preciso il periodo di riferimento perché essendo appunto grazie alla tecnologia neurale, i sistemi di traduzione automatica attuali sono sistemi che appunto sono in grado di apprendere, sono evolutivi e le loro prestazioni possono essere diverse da una settimana all'altra, da un mese all'altro, e proprio grazie al continuo apporto di corpora e di dati testuali. Quindi diciamo al training costante di questi sistemi. Ho inserito qua gli esempi tratti da DeepL perché globalmente presentano un numero ridotto di criticità rispetto alle traduzioni automatiche proposte da Google Translate. Allora, qui vediamo, questi esempi ci mostrano come esistano, come emerga la necessità di intervenire sia a livello, diciamo, grammaticale, sia a livello lessicale per correggere la tendenza della traduzione automatica neurale del tradurre in modo letterale. Vediamo infatti che nella versione ufficiale della traduzione in della direttiva in lingua italiana le soluzioni traduttive presentano diversi elementi di differenziazione. In particolare questa prima unità, questo primo segmento, dove vediamo la traduzione letterale di aménagement con sistemazione, e dove è necessario correggere l'accordo, nella versione ufficiale in lingua italiana aménagement è stato tradotto con la parola soluzioni, allo scopo di utilizzare un iperonimo che vada al di là della componente materiale della questione. Nel secondo esempio ritroviamo questa tendenza alla letteralità, che può portare anche a una difficoltà di comprensione in realtà, o comunque che necessita di interventi che vadano a migliorare la naturalezza del discorso in lingua italiana. Progresser viene in particolare tradotto in modo letterale con progredire in esso, quindi viene ripreso anche la particella i, ma se leggiamo la versione ufficiale possiamo comprendere appunto quale possa essere il tipo di intervento necessario proprio per rendere l'uso di progressé più vicino agli effettivi usi in lingua italiana. Leggo la traduzione ufficiale. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati in funzione delle esigenze di situazioni concrete per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione, o perché possano ricevere una formazione. Quindi ecco, diciamo che qui appunto viene esplicitata l'idea della promozione professionale. Nel terzo esempio notiamo in particolare in rosso un errore di traduzione, un errore che riguarda il senso, in quanto questa forma negativa ma parziale, che deve essere tradotta con una forma affermativa nel testo in italiano, viene resa come una forma negativa e il congiuntivo non viene conservato. Preciso che si tratta di una condizione ed è come che va letta come se fosse preceduta da un laddove, diciamo. Ecco, questa è una delle circostanze da prevedere che vengono menzionate dalla direttiva. La versione ufficiale presenta oltre a correggere questo errore, presenta anche ulteriori, diciamo, riformulazioni.
Nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, eccetera, eccetera. Quindi viene appunto si interviene appunto su questi due elementi. Ecco, la seconda slide presenta degli esempi che invece sono stati tratti dal rapporto sullo sviluppo mondiale e cambiamenti nel mondo del lavoro pubblicato nel 2019 dalla Banca Mondiale. Quindi si tratta di un documento istituzionale, usciamo dall'ambito giuridico per entrare nel mondo dei discorsi istituzionali, nello specifico del genere dei rapporti istituzionali, dove appunto l'argomentazione e la retorica istituzionale assume un peso particolarmente importante. E qui troviamo, oltre a qui troviamo alcuni errori che, oltre a segnalare appunto la tendenza alla letteralità, pongono in evidenza delle difficoltà sia sul piano sintattico, sia sul piano diciamo della ecco semantico, perché le forti problematiche, alcune problematiche sintattiche hanno poi un impatto diretto anche sulla comprensione del testo. In particolare vediamo qui questa frase negativa, relativa, che è stata ha posto difficoltà anche a DeepL. E che di fatto poi costituisce un problema traduttivo. Nella versione ufficiale in lingua italiana questa costruzione sintattica è stata risolta inserendo un punto e quindi creando eliminando la proposizione relativa e creando una nuova frase. Leggo la versione ufficiale. In un'epoca in cui l'economia globale sta crescendo e il tasso di povertà tocca il suo minimo storico, sarebbe stato troppo riduttivo ritenersi soddisfatti e sottovalutare le sfide che incombono. Una delle più cruciali è il futuro del lavoro, l'argomento cardine del rapporto sullo sviluppo mondiale del 2019. Vediamo come intanto la denominazione del rapporto stesso viene giustamente tradotta in italiano, mentre qui nella traduzione automatica neurale viene proposto l'equivalente della denominazione in inglese. Questo perché spesso accade che la lingua inglese, essendo la lingua più alimentata, a livello appunto di corpora disponibili su cui i sistemi di traduzione automatica vengono allenati, spesso funge da lingua ponte, da lingua pivot, diciamo, e quindi determini alcune interferenze anche nella traduzione tra altre coppie di lingue. Ecco, qui abbiamo poi un problema semantico che riguarda la traduzione della costruzione tombée dans la complaisance, dove DeepL utilizza l'aggettivo compiacente, creando una sfumatura di significato in realtà un po' pericolosa, anche visto il contesto istituzionale, in quanto se il verbo compiacersi, come appunto illustrato da Treccani, significhi rallegrarsi, appunto, provare soddisfazione, essere soddisfatti di un qualcosa, l'aggettivo compiacente invece ha il significato di essere disposto a compiacere, essere condiscendente, e può assumere un senso peggiorativo, come
che riguarda l'accordare facilmente favori per interesse o comunque dare prova di scarsa serietà e moralità, e fa l'esempio del funzionario compiacente, della donna compiacente. Ecco, quindi ecco, questo tipo di errori riguardano poi anche la parte semantica, ecco, del discorso, e necessitano di un intervento da parte dell'uomo. Qui nella parte successiva abbiamo una resa diciamo sintattica, una resa letterale della sintassi, che dissocia il timore dal loro agente, ossia nell'originale sono appunto i lavoratori che temono di perdere il proprio lavoro. Nella traduzione proposta da DeepL abbiamo una dissociazione su questo. Mentre questa innovazione ha aumentato la produttività, ha anche sollevato il timore che migliaia di lavoratori sarebbero rimasti senza lavoro, come se appunto questa situazione venisse osservata appunto dall'esterno. E poi appunto ritroviamo l'interferenza con l'inglese, che però qui potrebbe non essere dovuta di fatto all'intervento dell'inglese come lingua pivot, quanto piuttosto a quelle che sono le reali tendenze d'uso nella lingua italiana, proprio da parte dei locutori e redattori in lingua italiana, che tendenzialmente sempre più spesso integrano nei testi originali in lingua italiana termini provenienti dalla lingua inglese, che però per quanto riguarda quest'ultimo esempio, nella versione ufficiale del rapporto vengono resi interamente in italiano. Lo leggo per concludere. Molti lavori oggi e molti altri nel prossimo futuro richiederanno competenze specifiche che combinano abilità tecnologiche, capacità di risoluzione dei problemi e pensiero critico, con competenze trasversali quali la perseveranza, la collaborazione e l'empatia. Quindi know-how e soft skills non sono presenti nella versione ufficiale del rapporto. Passo la parola a Marita, che illustrerà gli esempi di cui si è occupata direttamente. Grazie Ilaria, io vedo che forse abbiamo un po' utilizzato e sfruttato ampiamente il tempo che ci è stato concesso, per cui in realtà ho preparato 2 esempi, ma li scorrerò abbastanza rapidamente, cercando semplicemente di farvi osservare. Vorrei solo dire, Marita, vorrei solo dire che non ci sono problemi, ecco, quindi sì, ecco, possiamo sfruttare tranquillamente il tempo, ecco, prego. Grazie Sara, ma insomma mi avvio poi verso le conclusioni. Io volevo semplicemente attirare l'attenzione su alcuni aspetti, cioè che cosa è chiamato a fare il traduttore nel momento in cui appunto interagisce con il traduttore, deve interagire con il traduttore automatico. Il primo esempio, perché la sperimentazione che abbiamo portato avanti ha riguardato anche testi di tipo tecnico, commerciale, pseudo, o chiamiamoli semi-specialistici, non altamente specialistici, quindi testi tecnici commerciali, oppure appunto testi scientifico-promozionali, li definirei così, almeno i 2 esempi sono estratti da questo tipo di testi. Allora, il primo è un testo tecnico-commerciale che riguarda una casa di moda, la casa di moda Hermès, quindi riguarda il settore del lusso, ed è un testo che illustra la presenza, o che perlomeno intende comunicare la presenza della Maison Hermès al Festival des Métiers a Paris in quantità di organizzatore. Quindi, e quindi ci sono all'interno di questo testo, adesso ne vedete soltanto alcuni paragrafi,
una serie di, all'interno di questo testo c'è una terminologia aziendale, c'è la terminologia della Maison Hermès. Non ho una versione ufficiale, contrariamente agli esempi di Ilaria, non c'è in questo caso una versione ufficiale, ma c'è diciamo una versione che è stata poi elaborata dagli studenti in aula e che ha voluto poi, insomma, si è basata anche su questa risposta dei traduttori, su queste soluzioni prospettate dai traduttori. Allora, al di là del fatto che forse non riscontriamo errori di tipo grammaticale, ritroviamo tuttavia una serie di errori che riguardano intanto il lessico specialistico e anche alcuni aspetti del lessico generale. Allora, già è stato rilevato il problema dell'interferenza o perlomeno dell'uso degli anglicismi, quindi il savoir-faire francese riproposto insomma dai traduttori ad eccezione automatici, ad eccezione di Reverso, come know-how, quindi con un anglicismo, ma cosa è interessante notare per esempio il lessico relativo alle professionalità, ai mestieri presenti all'interno della Maison Hermès e qui insomma il lavoro del traduttore, del post-editor è un lavoro importante perché c'è sicuramente un lavoro di documentazione e un lavoro necessario di documentazione dal punto di vista della terminologia, perché come vedete intanto è necessario prendere una decisione se per marochinier vogliamo usare pellettieri. Ci viene proposto da Reverso, insomma, con il nostro scoramento marocchini e quindi dobbiamo comunque andare a verificare, perché è vero che marocchini in questo contesto è totalmente errato, ma è anche vero che nel settore della pelletteria le pelli di marocchino ci sono, le cosiddette pelli marocchine sono utilizzate, sono delle materie, sono dei materiali. Quindi c'è sicuramente un altro elemento, per esempio la verifica di certisseur de diamant o di confectionneur de cravate, che anche qui, e quindi ci sono insomma una serie di elementi decisionali che sono propri della professione traduttore, che sono propri del processo traduttivo, che devono essere fatte, compiute dal traduttore, ma devono essere compiute anche lavorando a livello di documentazione e terminologia, nonché di redazione specialistica, perché al di là appunto dei termini tecnici che ho cercato di evidenziare, se leggete i testi prodotti dai 3 traduttori automatici, nessuno dei 3 testi soddisfa pienamente la funzione del testo di partenza e quindi non produce una traduzione adeguata, pragmaticamente adeguata per il contesto di arrivo, per la cultura di arrivo. Quindi c'è anche un lavoro di riformulazione, perché è chiaro che se maison, casa e azienda possono essere in certo qual modo considerati dei sinonimi, l'uso di maison ha un valore nell'ambito del lusso che non ha invece l'uso di azienda o di casa, che è più per esempio la casa di moda. Il secondo esempio che volevo invece sottoporvi è un testo pseudoscientifico, perché in realtà è il testo promozionale di una crema, in cui allora sono evidenti, come vedete, gli errori di traduzione, quindi le esitazioni da parte dei traduttori automatici, per esempio rispetto all'identificazione del nome proprio del marchionimo, quindi Yalu B5, che è il nome del prodotto, rispetto a soin e crème à l'acide hyaluronique, che diventa insomma un flusso unico
crema di cura con acido ialuronico, cura acida, quindi diventa insomma illeggibile. E poi ovviamente pone anche una serie di problemi sul fatto che si dica crema di cura, che si dica trattamento, che si utilizzi crema di acido ialuronico, crema all'acido ialuronico, o forse più in italiano crema a base di. Però vedete comunque come il traduttore automatico in certi segmenti ci propone una traduzione che può essere più o meno corretta, letteralmente corretta, ha però anche qui dei problemi, insomma, a livello di funzione del testo e di resa di un testo, del testo promozionale, anche qui insomma rispetto anche alla terminologia del settore. In questo caso ho però la versione ufficiale e questa quindi è il testo di partenza, quindi è la pagina web dei laboratori La Roche-Posay in cui viene presentato il prodotto. E come notate il testo di arrivo in italiano nella pagina web ha un tutt'altro aspetto rispetto al testo di partenza e rispetto al testo prodotto dai traduttori automatici, perché ovviamente in questo caso si è trattato di traduzione, di un lavoro di localizzazione, di adattamento e quindi di transcreation, di traduzione creativa. Quindi e qui insomma forse vorrei concludere, ecco, uno degli elementi su cui per esempio Giovanna Monti ha richiamato l'attenzione è stato quello di a che cosa si devono dedicare i traduttori, verso quali settori si devono maggiormente indirizzare e concentrare, e uno dei settori appunto individuati, siccome il testo tecnico, ma abbiamo visto comunque che ci sono dei problemi, in certo qual modo a livello per esempio di traduttori automatici integrati negli ambienti di traduzione, quindi allenati su documenti specifici, possono dare dei buoni risultati, nel momento in cui il testo tecnico diventa anche un testo promozionale o cambia la funzionalità del testo, è necessario l'intervento del traduttore, e quindi uno dei settori di punta per il futuro potrebbe proprio essere la traduzione creativa, la transcreation. E forse qui mi avvierei verso le conclusioni. Quali sfide per i traduttori nella società dei sistemi intelligenti? Allora qui abbiamo cercato di mettere insieme insomma le nostre idee, di concludere indicando appunto che le sfide possono essere, ecco, la contestualizzazione della traduzione come progetto, quindi veramente l'approccio alla traduzione come ad un vero e proprio progetto professionale, lo sviluppo, la necessità di sviluppare un pensiero critico e analitico per valutare strumenti e strategie da mettere in atto, la conoscenza degli strumenti a disposizione, ma anche la consapevolezza di quelli che possono essere i limiti della macchina, oltre naturalmente ai vantaggi, e poi a tutta una serie di sfide che sono forse di natura etica, che sono poste proprio dalla rivoluzione artificiale alla nostra società, al nostro essere linguisti e attori dell'industria dei servizi linguistici, ecco. E quindi la conoscenza poi delle tendenze del mercato dei servizi linguistici, dei settori di riferimento, come possono essere per esempio la traduzione giuridica, la traduzione creativa, eccetera.
Non so se Ilaria vuoi aggiungere qualcosa per la conclusione, altrimenti vi lasciamo alcuni riferimenti bibliografici, ma poi se vi interessa, insomma, li possiamo anche inviare alle vostre docenti. Sì, e vi grazie. ringraziamo infinitamente dell'attenzione. Grazie mille, vi ringrazio veramente di cuore. Mi scuso con Ilaria perché ho pronunciato male il tuo cognome, Cennamo, vero? Sì, Druzzolo. ma nessun problema davvero. Ecco, ecco. Grazie. Veramente una carrellata molto densa di spunti, di idee, di prospettive, no? Per i nostri studenti. Tra l'altro, quando parlavate di post-editing, no? Di respeaking, ho pensato a una cosa che, insomma, che riguarderà i nostri corsi l'anno prossimo, cioè legheremo, diciamo, ad un laboratorio di traduzione anche alcune ore sul post-editing e il respeaking per il secondo anno della magistrale di traduzione, quindi sì, perché so che sono appunto un po' le professioni sicuramente già del presente, ma insomma dell'immediato futuro, no? Riguardo all'ambito traduttivo. E quindi grazie infinite perché proprio rientra nello spirito degli incontri con l'esperto, è la vostra dotta conversazione, insomma. Quindi se ci sono, non so se vuole intervenire Sara o se ci sono delle domande da parte degli studenti. Sì, mi sembra veramente una conferenza densissima e davvero approfondita, per cui vi ringrazio davvero. È un argomento che mi sembra che intimidisca anche un po' perché stiamo assistendo a un'evoluzione veramente esponenziale, quindi questo avrà sicuramente un impatto e quindi anche si tratta di capire veramente come muoversi. Io avrei una domanda su quando si tratta di language companies, cioè non so se emerge anche un profilo delle persone che hanno risposto a questi questionari e quindi eventualmente anche per capire più o meno quali sono, com'è il mercato, sono le tendenze. Ci sono come dire, come si caratterizzano, se ci sono dei dati, ecco, su queste imprese che offrono servizi linguistici, dove mi sembra che l'atteggiamento verso la traduzione automatica sia più positivo che non timoroso, ecco. Ci sono dei dati su chi ha risposto sulle language companies o... Allora, non vengono forniti dettagli in merito, viene essenzialmente operata una distinzione tra le appunto aziende e i liberi professionisti. A livello aziendale credo venga indicata una serie di informazioni legate appunto alla dimensione dell'azienda e appunto anche in termini di fatturato, però ecco, quando vengono presentati i risultati non viene fatta una correlazione rispetto a questo, vengono create semplicemente due categorie, mondo aziendale e mondo dei liberi professionisti. In ogni caso il rapporto è consultabile, l'indagine si può consultare, c'è il sito ELIS e bisogna iscriversi per poter accedere alla documentazione, ma la documentazione è sul sito ELIS, che ha proprio una pagina dedicata. E sì, ci sono informazioni appunto su queste macro distinzioni, ma non ci sono delle informazioni specifiche. Sicuramente si tende sempre di più, ecco, nel mondo della traduzione a lavorare come agenzie, cioè ci sono le agenzie, diciamo che i freelance forse sono sempre di più, ecco, agganciati comunque a delle grandi realtà. Si tende un po', ecco, c'è questa tendenza nel mercato delle lingue, dei servizi linguistici, ad una concentrazione, insomma, dei traduttori per vari motivi in alcune grandi realtà, che sono le grandi realtà che poi diventano competitive per poter partecipare, per esempio, ai bandi europei, per poter partecipare, insomma, a vari appalti, ecco. Quindi c'è sempre più questo raggruppamento.
forse c'è una domanda. Sì, vedo Professor Archibald che Sì, una domanda, professor poi prego. Bonjour, plaisir de vous voir tous, toutes. Je m'excuse, je vais intervenir en français. Je crois que tout le Pas de monde problème. peut le comprendre très bien. Et je reviens simplement sur la question de la norme de l'ISO que vous avez mentionnée. Ce qui est important parce que il s'agit de définir en fait des procédures de gestion que l'on retrouve chez les prestataires de services de traduction, n'est-ce pas? Et donc, dans ce contexte-là, l'objectif de la norme d'ISO est justement d'établir des processus de gestion de projet. Si bien que lorsque nous avons un projet de traduction, on peut très bien utiliser la traduction automatique, bien entendu, dans le cadre d'une agence. Mais dans un premier temps, selon l'esprit de la norme ISO, il doit y avoir une entente entre le prestataire de service et le client. Et donc, on peut présenter au client le fait que, ma foi, on va faire cette traduction-là en utilisant DeepL professionnel, par exemple. Et on va poursuivre en faisant une post-édition. Si le client est d'accord, on procède. Si le client n'est pas d'accord, on peut revenir à la traduction traditionnelle, n'est-ce pas? Intervention humaine. Et ça se voit très souvent dans le contexte de la traduction de textes très spécialisés, dans la traduction de textes très sensibles sur le plan politique, n'est-ce pas? Et donc, c'est un modèle que l'on doit utiliser dans un cadre très précis de gestion de qualité des services de traduction. Et je crois que c'est important de revenir sur cet esprit de la norme ISO dans le cadre de votre discussion de l'intelligence artificielle. En terminant, je remercie les deux pour votre travail, c'est très intéressant. Et je signale en même temps, en clôturant mes petits commentaires, un article paru dans la revue de l'Ordre des traducteurs du Québec en 2017, dans le numéro 133 de Circuit, sur la gestion de la qualité de la traduction dans des contextes plurilingues, n'est-ce pas? L'article est en anglais, mais enfin, je parie que tout le monde peut baragouiner suffisamment bien l'anglais pour le comprendre. Mais je crois que c'est intéressant parce que l'article fait référence à ce qu'on appelait dans l'article, en fait, DGT Translation Memory, c'est pas, qui est utilisé ici dans le contexte de l'Union européenne. Alors, cela dit, je vous remercie de l'invitation pour aujourd'hui et je félicite les deux collègues qui ont fait la présentation ce matin ou cet après-midi, dépendant du fuseau horaire. D'accord? Alors, bonne journée, bonne soirée. Merci à vous. Donc, excusez-nous, mais le temps est vraiment tyran, comme on dit. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Nous sommes obligés de clore. Et encore merci beaucoup à nos collègues. Et alors, rendez-vous à une prochaine occasion, peut-être, je l'espère beaucoup. Grazie ancora, arrivederci a tutti.